Parlare del progetto Tre Gobbi in maniera stringata è un po' difficile. Gli intermezzi sono pochissimo rappresentati nel teatro italiano e ne abbiamo fatto una riscrittura. Perché? Perché l'obiettivo è quello di avvicinare il pubblico, non solo il pubblico che va di solito alla Fenice, i melomani, diciamo così, ma anche un pubblico giovane. Gli intermezzi nascono come oggetti musicali comici da inframmezzare alle opere serie. Questo ha fatto sì che già dall'inizio tutti gli intermezzi avessero una semplicità e una capacità di entrare nel pubblico, tra gli spettatori, nella mente degli ascoltatori in maniera molto facile. Scriverò un intermezzo comico! Oh, finalmente una cosa alla moda! Gli intermezzi erano fatti da attori di commedia dell'arte che molto spesso cantavano male. E quindi noi abbiamo voluto fare questo, non volendo metterci alla berlina cantando noi stessi, abbiamo però inserito dei cantanti. Sono ancora ragazzo. Hanno delle melodie veramente semplici e in molti casi anche quasi ripetitive. Questo non è un indice di bassa qualità musicale, a mio avviso, ma è semplicemente un carattere in più che va ad aggiungersi alla comicità degli attori, alla trama facile e semplice da seguire. Stranieri, da dove venite? Vincenzo! E tutti ci scacciano lanciandoci piatti. E perché i piatti? Vicentini magnagatti! Il lavoro è stato soprattutto quello di completare con la prosa e la commedia dell'arte del materiale che apparteneva alla lirica. I libretti di Goldoni e la musica di Ciampi, che a noi sono arrivati frammentari, sono stati quindi assorbiti, diciamo, e completati da due linguaggi contemporanei, la prosa e la commedia. Abbiamo voluto dare un'immagine di un giovane Goldoni un po' scapestrato, un po' fanciullesco, quindi non quella figura che siamo abituati a vedere a teatro imparruccata, ma ne aveva voluto fare un giovane Goldoni scapestrato, un po' una specie di giovane Mozart, quindi con tutte le sue debolezze. A fabula dei tre fratelli Gobbi? Fratelli Gobbi. Enormità, emarginazione. Mi piace. Allora, no. Quello che volevamo in effetti era contemporaneizzare il Settecento, dare una dimensione più attuale ai costumi. Ma io sono brutta, te sotto! Punto! Quello che non ha fatto la natura lo farà il teatro. Ma che ne sai più di teatro? Giovani! Si è partiti da degli abiti proprio contemporanei che sono stati trasformati in quartate, in pantaloni settecenteschi, in una dimensione non realistica, ma di gioco, di improvvisazione. Lui per scrivere le sue commedie deve frequentare il mondo, in questo caso per lui il mondo è Venezia. E da qui si innesca anche l'idea di raccontare questa Venezia che lui mette nelle sue commedie, una Venezia non imbellettata, ma una Venezia sporca, sordida, un po' laida, e per fare questo abbiamo inserito due personaggi, Beccaferro e Tagliacarne, questi due sgherri, questi due malviventi, che diventano un po' di trait d'union fra il mondo delle maschere e il mondo che Goldoni andrà a raccontare nuovo della scrittura, della nuova drammaturgia. Signor Goldoni, l'intermezzo per il signor Grimani. L'intermezzo. L'intermezzo. Non ho scritto l'intermezzo. Vai. Avendo le maschere della commedia dell'arte hanno assunto un po' un carattere da gatto e volpe, un po' anche da arancia meccanica, con la mazza da baseball, con la bombetta, con il cilindro,
Quindi man mano si sono aggiunti questi elementi anche nel lavoro drammaturgico fatto con il regista, col drammaturgo.